In Veneto è viva ancora oggi una tradizione millenaria che si muove tra le Dolomiti, valli e paesi proprio come facevano i nostri antenati. Qual è? Ciao a tutti, sono Ernestina e benvenuti alla transumanza tra le montagne. Questa è una storia vivente che ha resistito al tempo, unendo presente, passato, natura e territorio. La transumanza è l'antica pratica di spostare il bestiame dalle aree montanee a quelle più basse con il cambiare delle stagioni. Diventa ancora più sorprendente quando i greggi attraversano paesaggi insoliti, come strade cittadine trafficate tra automobili e sguardi curiosi. I greggi vengono guidati con cura dai pastori e dai loro fedeli compagni a quattro zampe, i cani pastori. Questi straordinari animali sono veri alleati. Oggi per tanti giovani è una scelta di vita oltre un mestiere, un'alternativa al frenetico mondo moderno dove la natura diventa il tuo ufficio. Vita che richiede sacrifici, perché spesso i pastori devono allontanarsi dai propri cari durante questo periodo. La transumanza rappresenta un legame indissolubile tra terra, uomo e animale, tramandato di generazione in generazione. Non è solo una tradizione da preservare, ma un elemento essenziale per mantenere gli ecosistemi equilibrati e fertili. Ti invito ad ascoltare il mio programma Ernestina dalla fine del mondo su Radio ABM per saperne di più. E tu, hai visto i greggi in transumanza quest'anno? Ciao ciao!